non so che viso avesse, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava, quanti anni avesse visto allora, con che colore i suoi capelli, ma nella fantasia l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli. Conosco invece epoca dei fatti, qual era il suo mestiere. Minion nel secolo martirista, i tempi in cui si cominciava, in terra santa dei pezzenti, sembravi il treno anch'esso un mito di progresso lanciato sopra i continenti, lanciato sopra i continenti, lanciato sopra i continenti. E la locomotiva sembrava fosse un mostro strano, e l'uomo dominava con il pensiero e con la mano. Fuggendo si lasciava indietro distanze che sembravano infinite, sembrava avesse dentro un potere tremendo, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite. Ma un'altra grande forza spiegava allora le sue ali, parole che dicevano gli uomini sono tutti uguali, e contro i re tiranni scambiava energia, la bomba planetaria illuminava l'aria, la fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia. Un treno tutti i giorni passava per la sua stazione, un treno del busso lontana destinazione. Vedeva gente riverita, pensava a quei velluti agli ori, pensava al magro giorno della sua gente attorno, pensava a un treno pieno di signori, pensava a un treno pieno di signori, pensava a un treno pieno di signori. Non so che cosa accadde perché prese la decisione. Non sono nati antichi, generazioni senza nome, che urlavano vendetta, gli accecavano i cuori. Dimentico pietà, scorda la sua bontà, la bomba sulla macchina a vapore, la bomba sulla macchina a vapore, la bomba sulla macchina a vapore. E sul binario stava la locomotiva, la macchina pulsante sembrava fosse cosa viva, sembrava un giovanetto pleto che appena liberato il freno mordesse la rotaia con muscoli d'acciaio, con forza cieca di baleno, con forza cieca di baleno, con forza cieca di baleno. È un giorno come gli altri, ma forse con più rabbia in corpo. Penso che il modo di riparare porti torno. Salì sul mostro che dormiva, cercò di mandar via la sua paura, e prima di pensare a quel che stava a fare, il mostro divorava la pianura, il mostro divorava la pianura, il mostro divorava la pianura. Come
ordini curvi, il fischio che si spande in aria. Fratello, non temere che corro il mio dovere, trionfi la giustizia proletaria, trionfi la giustizia proletaria, trionfi la giustizia proletaria. Corre, 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 sempre più forte. Corre, 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 sorte. E niente a voi può ottenere, l'immensa forza distruttrice. Aspetta sulla spiaggia poi che giunga il corpo della grande consolatrice, la grande consolatrice, la grande consolatrice. L'ultimo suo grido d'animale, la macchina eruttò la pugnalata, esplose contro il cielo, poi il fumo sparse il velo, forse non che ancora respirava, forse non che ancora respirava, forse non che ancora respirava. A noi piace pensare ancora dietro al motore, mentre fa correre via la macchina a vapore. E che ci giunga un giorno ancora la notizia di una locomotiva come una cosa viva, lanciata bomba contro l'ingiustizia, lanciata bomba contro l'ingiustizia, lanciata bomba contro l'ingiustizia.